Patchwork Identity è un processo che è cominciato ormai un anno fa con Carole Cassistat del Teatro du Gros Mécano e in questi giorni gli artisti che vengono dal Quebec, Carole Cassistat, Nicolas Jobin che è un musicista e attore e Margerie che è un'attrice, sono stati con noi qui nello Spazio Gradaro che è stato grazie al progetto Epicentro trasformato in spazio teatrale e con loro abbiamo lavorato su questo spettacolo che parte da un'idea patchwork, cioè l'identità fatta di pezzetti diversi come le coperte che ben si conoscono e che raccontano storie. Ci sembrava un tema molto contemporaneo e stando qui nello Spazio Gradaro abbiamo condiviso anche con gli abitanti del quartiere, i bambini delle scuole del quartiere, questa tematica. La madre? La madre, sì, è mia madre. Il Padre? Padre. Madre, padre e fratre. No, non è frate, ma è fratello. Fratello? Sì, fratello. Sì, però questa in realtà sono io. Sì, questa sono io. No, tranquillo, quando ero piccola mi scambiavano sempre per un maschio. Le Théâtre du Gros Mécano, c'est une compagnie de théâtre spécialisée en jeune public, une compagnie qui a maintenant 40 ans et qui est située à Québec. La compagnie crée des spectacles depuis donc tout ce temps-là. On en est à notre 50e production professionnelle toujours. Et on tourne les spectacles un peu partout au Québec et aussi à travers le monde. Certaines de ces productions-là vont voyager très loin. Et bien sûr, dans la création, on travaille aussi avec des compagnies qui viennent de l'extérieur, donc des coproductions à l'international. Et le projet qu'on est en train de réaliser actuellement avec Cristina Cazzola, Segni d'Infanzia, eh bien, c'est un de ces projets-là qu'on aime beaucoup parce que ça permet la rencontre des cultures, ça permet la rencontre des méthodes de travail. C'est vraiment très enrichissant sur le plan personnel, humain, sur le plan artistique également, de pouvoir échanger nos idées, nos façons de faire, de rencontrer aussi le public d'ici. Alors, j'ai beaucoup apprécié mon passage maintenant à Mantova. Merci de nous accueillir. Ah, questa è mia cugina Margherita che ha sposato un francese. No, c'est vrai? Sì. Ah. Oh, scusa, stai schiacciando mia zia. Ci siamo raccontati storie, le abbiamo raccolte e le abbiamo tessute come in un patchwork in questo spettacolo che sta nascendo. Abbiamo fatto oggi una prova aperta in cui i bambini hanno dato molti stimoli, molte suggestioni, alcune cose sono state confermate, altre sono stimoli che hanno aggiunto e il nostro processo continua per produrre questo spettacolo che verrà poi condiviso nelle tappe future con gli spettatori che lo hanno creato insieme a noi e che poi avrà una circuitazione internazionale ma potrà vantare le origini proprio qui in Valletta Valsecchi e grazie al progetto Epicentro Culturale Diffuso.